Primo giorno di saldi in regione, i negozi hanno visto un importante afflusso di clienti a caccia dell'affare, ritorna anche il turismo, dello shopping per la soddisfazione dei commercianti. Nel 2022 sono stati rintracciati in provincia di Udine oltre 1000 minori stranieri non accompagnati. Il fenomeno dell'immigrazione minorile è stato al centro di un vertice in prefettura, giro di vite sulle strutture di accoglienza. Il libero del PD è un candidato civico per la corsa alla presidenza della regione. In Poli il consigliere del Patto, Massimo Maretuzzo, che ai microfoni di Telefriuli auspica un allargamento della coalizione ma senza mucchiate. Manca freddo e neve ma non gli sciatori in Friuli Venezia Giulia, sono oltre 15.000 al giorno gli appassionati presenti sulle piste della regione. Per l'Epifania la gran parte degli impianti saranno aperti. Inaugurato a Pontebbe, rinnovato palazzetto del ghiaccio Claudio Werik, l'impianto ridotto per riscaldamento e dehumidificatori, tutto esaurito per il taglio del nastro con il pattinaggio artistico in vista di EIOF 2023. Buongiorno, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. C'era attesa per l'avvio della stagione dei saldi e la prima giornata sembra non aver deluso le aspettative. Negozi affollati a Udine e nel resto della regione con una positiva sorpresa. Il ritorno del turismo, dello shopping da oltreconfine. Soddisfatti i commercianti e anche i consumatori. Siamo andati in centro a Udine, vediamo com'è andata. Primo giorno di saldi ed è già corsa agli acquisti. Gli sconti praticati variano dal 20 al 60% a seconda delle scelte dei singoli negozi. Come sconti così faccio dal 40 al 50 sulle collezioni 2022 e il 60% sulle collezioni 2020. Una buona clientela straniera. Parecchi dalla Slovenia, anche austriaci, anche gli scorsi giorni. C'è stato un bel movimento, molta soddisfazione, sono molto contenta, quindi se questo è il buongiorno, voglio dire, tanta roba. E c'è già chi di prima mattina è riuscito a trovare articoli sui quali puntava da tempo a prezzo ribassato. Abbiamo cominciato ieri, infatti, adesso guardavo anche qui le vetrine di Querini, ci sono delle ottime opportunità. Abbiamo fatto un giro veloce per trovare qualche affare, almeno il 20-30% di sconto, non male. In un momento come adesso che tutto aumenta, dalla benzina al gas all'elettricità, insomma riuscire a prendere qualche capo al 30% in meno o 50%. Abbiamo acquistato al 50 e al 30%, quindi ci è sembrato un buon affare per ora. È un appuntamento abbastanza anche considerato utile, no, dalle famiglie, sì, anche perché poi effettivamente c'è una convenienza. L'importante è avere anche l'occhio lungo, come si suol dire, nel senso di trovare effettivamente il capo che ti piace, che ti sta bene e che ha un buon prezzo. Si riaccendono i riflettori sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. Oggi un incontro in prefettura a Udine. Si alza il livello di attenzione e controllo dell'immigrazione di minori in Friuli Venezia Giulia, un fenomeno dai numeri clamorosi se si pensa che solo nel 2022 in provincia di Udine ne sono stati ritracciati più di 1000 e solo 1 su 10 proveniva dall'Ucraina. I dati sono emersi stamani a Udine durante la presentazione del nuovo regolamento regionale per le strutture residenziali per minori che avranno 3 mesi di tempo per ottenere nuovamente autorizzazione e accreditamento. Ai sindaci il compito di verificare che i nuovi requisiti riguardanti personale, strutture e misure di sicurezza siano soddisfatti. Le novità normative sono state illustrate dal prefetto vicario Giovanni Maria Leo nell'incontro con Regione, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco ed enti locali. Un nuovo regolamento tra i migliori in Italia, dice il sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo, che chiede però strumenti per poterlo applicare. Io ho chiesto un contatto con la Regione per prevedere la possibilità da parte del primo cittadino di individuare quali sono le strutture e con chi convenzionarsi. La seconda cosa è di mettere in campo un sistema di prima accoglienza che identifica il minore e consente immediatamente di collocarlo in una struttura. Per quanto riguarda i comuni più piccoli, i primi cittadini hanno chiesto un supporto vista la carenza di personale. Purtroppo pochi sono i funzionari ormai rimasti a lavorare nei comuni, soprattutto in noi comuni più piccoli, e questa è una nuova competenza. Chiediamo che venga supportato il comune per poter effettuare poi i controlli in queste strutture. Proseguono le indagini sul rogo a Pasian di Prato, nel quale la settimana scorsa ha perso la vita un 17enne albanese. Oggi l'autopsia sul corpo del ragazzo.
Sarebbe stata l'azione delle fiamme assieme al fumo sprigionato a causare la morte di Lejani Merai, il 17enne albanese che ha perso la vita nella struttura per minori stranieri non accompagnati andata a fuoco nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Pasian di Prato. È quanto emerso dall'autopsia compiuta stamani dal medico legale Carlo Moreschi, che ha riferito al PM i primi risultati e nelle prossime settimane invierà il rapporto definitivo. I carabinieri della compagnia di Udine hanno già sentito i ragazzi e l'operatore presenti al momento del rogo e acquisito in comune tutta la documentazione riguardante il centro per minori, autorizzazione a operare compresa. Di fondamentale importanza per le indagini sarà la perizia sull'immobile affidata all'ingegnere Federica Angeli. Accertamenti, quelli disposti dalla procura, che i legali del presidente della Edis Onlus, Michele Lisco, iscritto nei giorni scorsi nel registro degli indagati, hanno definito determinanti. Vi abbiamo partecipato, dicono gli avvocati Paola Chialchia e Giovanni Tarragone, con 2 nostri consulenti. Il nostro assistito è ancora sconvolto, continuano, e non si capacita di quanto è accaduto. Infine, ancora in ospedale l'altro indagato, l'operatore 44enne, ustionatosi durante l'incendio. Il mio cliente, dice l'avvocato Maurizio Landelli, potrebbe tornare a casa entro la settimana. È sempre più scioccato e dispiaciuto, conclude, e sta continuamente rivivendo l'incubo di essersi trovato tra le fiamme assieme ad altre persone. Hanno viaggiato a bordo del rimorchio di un tir da Trieste fino a Vignate, nel milanese. L'autista, un bulgaro di 50 anni, una volta arrivato nella ditta in cui doveva scaricare, ha sentito dei rumori provenire dal rimorchio. Ha chiamato i carabinieri che nel container hanno trovato 4 afghani, uno dei quali minorenne. Quest'ultimo, in cattive condizioni fisiche, è stato affidato ai servizi sociali. Gli altri sono stati denunciati per violazione delle leggi sull'immigrazione. Un'altra tragedia della strada, questa mattina un uomo di 34 anni è morto in un incidente a Roveredo in Piano. Un militare americano in servizio alla base di Aviano ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale. L'uomo, di 34 anni, era in sella alla sua moto quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile di Sacile, ha perso il controllo della sua 2 ruote ed è rovinato a terra. L'incidente si è verificato alle 6:20 all'altezza della rotonda tra le vie Pionieri dell'Aria e via Pordenone a Rovereto in Piano. Il motociclista, che si stava recando in palestra, stava percorrendo la strada che da Pordenone porta ad Aviano quando la sua moto ha centrato il cordolo della rotonda. In quel momento la visibilità era fortemente ridotta a causa della fitta nebbia. Il militare, riverso a terra ed incosciente, è stato notato da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto l'ambulanza e l'automedica provenienti da Pordenone. L'uomo, dopo essere stato rianimato ed intubato, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli in gravissime condizioni, dove è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. La moto è stata posta sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La viabilità, coordinata dalla polizia locale, ha subito forti rallentamenti. Siamo sconvolti dalla perdita di uno dei nostri avieri, un membro della nostra famiglia del 31esimo Fighter Wine. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze, la vicinanza e il nostro sostegno alla famiglia, agli amici e colleghi dell'aviere. Lo ha dichiarato in una nota il brigadier generale Tad Clark, comandante del 31esimo di stanza alla base aerea di Aviano. In questo momento la priorità è quella di dare supporto all'intera famiglia e al team Aviano mentre affrontiamo questa tragedia, ha aggiunto il comandante. Osovana bloccata per oltre un'ora questa mattina a causa di 2 incidenti, è avvenuto uno di seguito all'altro nel tratto che congiunge Modoletto e a Pagnacco. Ad originare code e deviazioni di disagi lungo l'ex provinciale 49, in particolare il primo sinistro, che ha visto coinvolte 2 vetture all'incrocio di Marolins. Proprio durante i soccorsi sanitari, i 2 conducenti poi trasportati all'ospedale di Udine. Il conducente di un terzo veicolo, un furgone proveniente da Modoletto, vedendo solo all'ultimo le code e la viabilità modificata, non è riuscito a frenare in tempo l'andatura del suo mezzo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto hanno operato per rilevi la gestione dei soccorsi gli uomini della polizia locale coadiuvati dai vigili del fuoco di Udine. Tocca anche la provincia di Udine, l'inchiesta della Polizia Locale di Verona e della Polizia Stradale di Vicenza, che ha portato a smantellare un'organizzazione che proponeva di far ottenere con facilità la patente di guida a persone straniere che non capivano e spesso non parlavano la lingua italiana, un affare che poteva fruttare per ogni candidato dai 2.000 ai 3.000 euro. L'indagine ha coinvolto, oltre alla provincia di Udine, quella di Brescia, Vicenza, Bergamo, Cremona, Sondrio e Roma, e ha portato al deferimento in varie procure di 8 persone. Sono stati celebrati a Roma, in piazza San Pietro, i funerali solenni del Papa Emerito Benedetto XVI. L'ultimo saluto celebrato da Papa Francesco. Dal Friuli sono giunti anche i vescovi della diocesi di Concordia, Pordenone e Udine.
Ultimo saluto oggi a Papa Emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre, 95 anni. I funerali solenni sono conclusi con il momento liturgico del commiato, attraverso il quale il Papa Emerito è affidato a Dio. Sono stati circa 50.000 fedeli che hanno partecipato alle esequie, tra questi alte personalità arrivate da tutto il mondo. Dal Friuli sono arrivate anche le delegazioni delle diocesi di Concordia, Pordenone e Udine. Un momento di preghiera e di commozione anche per Don Carlo Gervasi della collaborazione pastorale di Udine Nord. Grande stima nei confronti di Papa Benedetto per il suo magistero, per la sua teologia geniale e piena di ragioni. Forse qualcuno era qui anche per una sintonia sulla liturgia. Chi lo ha conosciuto da vicino era qui per una amicizia, quell'amicizia personale da cui ogni persona era investita quando lo incontrava, perché per lui amore a Gesù Cristo, amore alla Chiesa, amore a te che aveva davanti, era la stessa cosa. Chiesa Udinese e Società Friulana in lutto per la scomparsa di Monsignor Franco Frilli, di 86 anni, ispirato nelle prime ore di oggi all'ospedale di Udine, dove era stato recentemente ricoverato. Fu a lungo impegnato in ambito accademico, rivestendo anche l'incarico di magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine. Nato a Trieste il 26 maggio del 1936, fu ordinato sacerdote nel 1973 a Novara. In seguito, nel 2000, fu incaricato nell'arcidiocesi di Udine. Laureato in scienze agrarie all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, fu a lungo impegnato nell'insegnamento all'interno del mondo accademico friulano. Fino alla quiescenza, nel 2009, è stato membro di commissioni e gruppi di lavoro di cui l'Ateneo Friulano fa parte sia a livello locale che nazionale e internazionale. Del corpo di Liliana Resinovic, la donna era scomparsa qualche settimana prima della sua casa di San Giovanni, scusate. I primi messaggi avevano iniziato a circolare già a metà pomeriggio, poi alla spicciolata tutti i giornalisti avevano iniziato a confluire in zona. Il 5 gennaio di un anno fa veniva ritrovato il corpo di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021 dal suo appartamento nel rione di San Giovanni a Trieste. A trovare il corpo i vigili del fuoco che, unitamente ai volontari, dal primo mattino avevano iniziato a passare al setaccio il parco dell'ex OPP, poco distante dall'abitazione della donna. In un sacco il cadavere e in un primo momento le poche informazioni che trapelavano non lasciavano spazio a dubbi: omicidio. Sul posto era arrivato anche il marito Sebastiano Visentin, dopo aver passato il pomeriggio ospite delle televisioni nazionali. Ancora non vi era certezza che quella fosse la sua Lilli. L'amico speciale Claudio Sterpini invece si presentò il giorno dopo con una rosa. Nel corso degli esami sul corpo, invece, i dubbi su un possibile omicidio sono stati cancellati dalle prove che escludono l'intervento di terzi e quindi quello di Liliana, ad oggi, risulta essere un gesto volontario, anche se le indagini della squadra mobile proseguono. Il procuratore Antonio De Nicola più volte sottolineato come non ci siano elementi di prova di un possibile delitto, ma, visto anche il clamore mediatico nazionale, non si vuole lasciare spazio a dubbi. La Polizia Locale di Trieste ha reso nota una vicenda che riguarda una giovane donna a cui è stata salvata la vita grazie a un intervento congiunto con i servizi sociali del comune. Una storia di disagio profondo che coincide con il periodo delle festività dove in tanti si sentono soli e abbandonati. Siamo a Trieste, dove una giovane donna, età ed identità per ovvi motivi di privacy restano anonimi, è stata salvata dalla visita dei servizi sociali del comune. La donna era monitorata dall'amministrazione e da prima di Natale era risultata irreperibile. Ieri gli assistenti sociali si sono recati all'abitazione della giovane e, non ricevendo risposta dopo aver bussato alla porta, hanno deciso di contattare la polizia locale che, unitamente ai vigili del fuoco intervenuti con un'autoscala e al personale del 118, sono riusciti ad entrare nella casa. La giovane era ancora in vita, ma era in un grave stato di malnutrizione e in cattive condizioni generali di salute, motivo per cui è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Siamo alla politica. Ieri sera, nel corso della direzione regionale del Partito Democratico, il segretario Oliva ha rilanciato la volontà di creare un fronte unito e ampio, confermando la volontà di avere un candidato anche esterno al partito.
Proseguire il tentativo di allargare la coalizione al Movimento 5 Stelle e al Terzo Polo e poi individuare un candidato presidente anche civico, e l'identikit porta Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia, che unisca tutte le anime. Questi gli obiettivi prefissati del segretario regionale del Partito Democratico Renzo Liva alla segreteria regionale, che si è riunita ieri e ha approvato la linea. Liva in ogni caso lancia un doppio appello al Movimento 5 Stelle, l'invito a confrontarci sui temi sulla scorta di quanto avvenuto in questi anni in Consiglio regionale. Sui contenuti, spiega, sarà più facile superare opzioni di schieramento. Più articolato invece quello al Terzo Polo. All'onorevole Rosato, spiega Liva rivolgendosi al presidente di Italia Viva, diciamo che è inutile il tentativo di mettere cappello su Udine, lo sfidiamo invece a chiarire perché a Udine è possibile un'alleanza larga con PD, forze civiche e autonomiste, forze della sinistra, e in regione si fa l'occhiolino a Federica, chi porta sul territorio giochetti romani danneggia la nostra regione. Rosato, impegnato in incontri anche con i 3 esponenti del Polo Liberale, in ogni caso precisa che su Udine il candidato era il nostro e il PD ha scelto di ritirare la candidatura per unirsi a noi, a conferma che avevamo scelto il candidato migliore. Sulle regionali il PD può fare le scelte che preferisce, mentre noi facciamo le nostre. Correre dietro ai 5 Stelle, spiega, è un suicidio, e rilevo come alla fine di questi 5 anni sia mancata l'opposizione a Federica e ora ne paghiamo il prezzo, conclude Rosato. E dunque il nome più gettonato è quello del consigliere del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, che ai microfoni di Telefriuli ha confermato la sua disponibilità alla candidatura. Ora guarda un ampliamento della coalizione. Sono sicuramente giorni molto intensi perché manca poco tempo per la sfida delle prossime elezioni regionali e quindi bisogna assolutamente accelerare. È stato costituito un primo tavolo dove ci siamo anche noi come Patto per l'Autonomia, perché siamo convinti che sia indispensabile costruire un'alternativa forte, credibile all'attuale maggioranza che sta governando la Regione. Io ho dato la mia disponibilità assieme ad altri, non è ancora stato deciso nulla, siamo convinti sia importante accelerare, quindi i prossimi giorni saranno sicuramente intensi in questo senso. Una mossa questa anche per allargare la coalizione. Sì, è indispensabile riuscire a mettere assieme tutti coloro che ritengono sia necessario costruire una visione diversa di regione. Noi crediamo sia importante farlo con tutti quelli che ci credono, in questo senso davvero auspichiamo che ci siano altre forze politiche, anche civiche, sociali, che si uniscono a chi già ha iniziato questo percorso. E quindi il tema è superare le categorie classiche della politica italiana, che sono un po' stantie. Le dichiarazioni di questi giorni sulla stampa, in particolare dei rappresentanti del Terzo Polo, vanno forse in una direzione diversa. Noi naturalmente lasciamo le porte aperte a tutti, però prendiamo atto che ci sono forse sensibilità differenti. Con i 5 Stelle invece ci si può riavvicinare? Ma non lo so, vediamo, ci saranno appunto contatti nei prossimi giorni. Noi siamo disponibili assolutamente a parlare con tutti e speriamo davvero che sui contenuti e sui programmi ci sia la volontà di stare assieme. Non è l'idea di fare quella una grande ammucchiata dove tutti si mettono assieme a prescindere solo per costruire qualcosa di alternativo a chi sta governando, ma dobbiamo davvero ragionare assieme per capire qual è l'idea di Friuli Venezia Giulia del futuro che abbiamo in testa. Sul caro carburante la Regione risponde all'appello della Federazione dei Benzinai lanciato su Telefriuli per chiedere di applicare subito il supersconto. L'assessore Scocimarro si sta attivando anche a Roma per ridurre il gap temporaneo con i prezzi del carburante in Slovenia. 1,248 euro per la benzina e 1,473 per il diesel contro 1,811 e 1,873 euro. Il gap del prezzo del carburante tra Italia e Slovenia è ormai evidente dopo lo stop del contributo nazionale. In Friuli Venezia Giulia con lo sconto per l'agevolata la differenza è meno evidente, ma resta comunque importante. Da parte dell'associazione di categoria è stato lanciato un appello alla Regione. La Regione ci mette del proprio, sono anni che diamo contributi per abbassare il prezzo delle benzine e del gasolio. Adesso abbiamo fatto uno sconto ulteriore, quindi un super sconto ai carburanti. Purtroppo con la concorrenza slovena in questo momento non si riesce a essere molto competitivi. Nei mesi scorsi ricordo che il prezzo della benzina appunto nella nostra regione era nettamente inferiore a quella dei concorrenti d'oltreconfine. Auspichiamo che con questo governo si possa avere un dialogo diverso rispetto a quelli precedenti. Abbiamo cercato di avere un contributo ulteriore dallo Stato per avere ulteriori sconti da beneficiare ai nostri concittadini. Vediamo, il nostro auspicio è questo, vediamo cosa vuole il mercato. Poi c'è anche l'opzione cosiddetta fascia zero, laddove a 10 km dal confine potremmo concedere dei contributi ulteriori. Faremo le nostre valutazioni col Presidente per vedere se avremo le risorse per poter essere competitivi. D'altra parte noi ci mettiamo il massimo impegno, i miracoli li faceva un signore che è vissuto 2000 anni fa.
L'anno nuovo inizia all'insegna dell'incertezza. La CGIL, preoccupata per la situazione, punta il dito contro l'aumento del lavoro precario, degli infortuni e della ripresa della cassa integrazione. Il sindacato boccia la finanziaria. In Friuli Venezia Giulia il nuovo anno si prospetta difficile sia per i lavoratori che per le attività economiche. Caro spese e caro energia, accanto al nuovo incremento della cassa integrazione, preoccupano la CGIL che punta il dito anche contro l'incremento della precarietà e la crescita degli infortuni in aumento dell'8% rispetto al 2021, ma con una netta riduzione dei casi mortali. A confermare l'aggravarsi dello scenario è la ripresa della cassa integrazione che a novembre, per il quinto mese di fila, ha superato il 1 milione di ore mensili autorizzate. Si naviga a vista, è difficile programmare e ovviamente dentro un contesto così capiamo tutti quanto sia complicato. È chiaro che per quanto almeno ci riguarda anche come CGIL, poi tra l'altro c'è tutto un tema anche del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori e del tema del precariato, e le risposte che sono state date a livello anche nazionale ci trovano del tutto insoddisfatti. Le situazioni di maggiore crisi in ambito manifatturiero si trovano soprattutto nell'area giuliana, mentre i settori più esposti sono la filiera della grafica, la siderurgia, il legno, ampie aree della meccanica, ma tutti i comparti devono fare i conti con le incertezze di uno scenario volatile con una visibilità estremamente limitata. Sciopero degli straordinari per i lavoratori delle poste fino al 15 gennaio per il mancato rinnovo dei contratti dei precari. A Trieste non si sblocca la situazione dei portalettere a chiamata. Poste li fa arrivare da Udine e Pordenone per sopperire alla carenza di personale sul territorio. Un problema che per i sindacati deve essere risolto al più presto e a tal proposito hanno aperto un'avvertenza con l'azienda per cui è in corso uno sciopero degli straordinari fino al 15 gennaio. Durante il periodo natalizio, a cavallo tra Natale e il primo dell'anno, diversi lavoratori dai territori di Pordenone e Udine sono stati distaccati presso la filiale di Trieste. Dovevano dare un manforte ai colleghi in quanto una carenza di personale sta mettendo in difficoltà il recapito a Trieste e naturalmente, considerato le distanze, era necessario fermarsi la notte, quindi certo sono stati alloggiati. Questa è una prassi già consolidata. Altri provvedimenti che si possono prendere invece di far pernottare, quindi spendere ulteriormente? Ma è quello che è anche oggetto del nostro conflitto di lavoro, sono le assunzioni di lavoratori precari con contratto a termine che possono in questi momenti di maggior afflusso di corrispondenza dare una mano e coprire i picchi di lavoro. Il primo falò ad essere stato acceso oggi pomeriggio nella destra tagliamento è stato quello nel contesto della Palazzetti di Porcia, una tradizione ultra trentennale con tanti buoni auspici e propositi per il nuovo anno. È il primo Pignarul, la prima foghera che si accende nella destra tagliamento, appuntamento importante nel contesto della Palazzetti, una tradizione che si rinnova addirittura il 36esimo anno. L'auspicio è sempre di estrema positività e quindi è un augurio a noi, ai giovani, ai meno giovani del gruppo dei seniores anziani del lavoro della Palazzetti di ritrovarci qui per fare un gran brindisi benaugurante e il piacere di ritrovarci non solo tra di noi, colleghi di lavoro, ex colleghi di lavoro, ma con le famiglie riunite, i bambini, i giovani, i meno giovani. Bruno, è stato lei il primo a intraprendere questa tradizione, secondo lei, visto l'esperienza, che anno sarà il 2023? Ma io spero che sia migliore del 2022, innanzitutto, e ce lo auguriamo di cuore. L'ho portato io in gennaio dell'86, quindi mi sento un po' il padre putativo di questo, ma la memoria non può non andare alla fondatrice, alla titolare dell'azienda, alla fondatrice, la signora Diletta Palazzetti, che mi disse quella volta: Bruno, mi raccomando, una tradizione, piuttosto che muoia una tradizione, è meglio che bruci un paese. Temperatura in risalita, poca neve ma si scia ugualmente in molte località del Friuli Venezia Giulia.
Nonostante la poca neve, gli appassionati dello sci continuano a premiare le stazioni sciistiche della regione, con una media dal 26 dicembre di una presenza quotidiana che supera le 15.000 persone distribuite nei 6 poli, confermando Tarvisio, Zoncolano e Piancavallo i 3 più frequentati. A Piancavallo domani rimane chiusa solo la pista Salomon e Tremol 2, aperta solo fino alle 12, si può sciare sul resto del demanio. Tutto aperto a Sappada, a Foni Avoltri, mentre a Foni di Sopra saranno aperte le seggiovie a Varmos 1, 2 e 3 e le piste Varmos 2 e 3. A Sauri sono aperte le 2 sciovie, i tappeti, le piste Richelan, Sauris di sotto e 2 campi scuola, mentre rimane chiusa la pista Zeile. Tutto a regime anche a Ravascletto, Zoncolan come a Selanavea, mentre a Tarvisio nei prossimi giorni saranno chiuse le piste A, B, C1, C2 e D. Rimane invece aperta l'intera di Prampero, la Rio Argento, Duca d'Aosta, la parte alta del Florianca, Foresta e Malga. Si è tenuta oggi l'inaugurazione del rinnovato Pala Vueric di Pontebba. Il nuovo palazzo del ghiaccio è dotato di riscaldamento e un impianto di deumidificazione pronto per essere utilizzato durante i giochi di EIOF 2023. Ci colleghiamo con Francesca Spangaro che ha seguito l'evento. Buonasera, lo spettacolo al Pala Vueric del ghiaccio, dello spettacolo che inaugura questo palazzetto rinnovato, 1800 spettatori, una grande emozione. Sì, una grande soddisfazione, un risultato bellissimo, siamo riusciti a riempire lo stadio questa sera, una serata inaugurale per dare il via a quello che sarà poi EIOF 2023 qui a Pontebba. Lo ha ricordato questa sera Sindaco, da settembre a oggi lavori per 2 milioni, un impianto geotermico unico. Un impianto geotermico, un impianto per il trattamento dell'aria, il riscaldamento, la deumidificazione, una grande sinergia fra l'impresa, i funzionari della regione, chi gestisce la struttura, perciò ce l'abbiamo messa tutta ma ce l'abbiamo fatta. Si goda lo spettacolo da questa sera anche con un'emozione che non ha nascosto. Da Pontebba è tutto, a voi. Grazie a Francesca Spangaro, noi ci fermiamo qui, subito dopo la pubblicità tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione, buona serata con Telefriuli.